In diretta dal Ciccino Micale di Capotornando assisteremo alla sfida playoff per la 14ª giornata del campionato di eccellenza, che vedrà confrontarsi sul rettangolo verde il Città di Sant'Agata, in questo momento terzo in classifica a un punto dalla Città di Messina, secondo che bracca il Biancavilla, fino a questo momento capolista del girone a quota 31. Si affrontano la migliore difesa del torneo, quella della Città di Messina, che ha subito solamente 6 reti in campionato. Affronta il miglior attacco, quello della Città di Sant'Agata, che in 13 partite è riuscito ad andare a segno per ben 30 volte. Vediamo la diretta di questa partita è offerta da Wisport Eventi e Servizi e siamo partiti con il fischio iniziale. C'è subito una verticalizzazione da parte del Sant'Agata a cercare il numero 9 Cicirello, che poi viene anticipato forse in maniera irregolare. C'è il lancio per Cicirello sull'out di sinistra, entra in area di rigore Cicirello, che è affrontato da Filistad. Ancora Cicirello se la porta sul destro, salta due avversari, prova il tiro, Paterniti riesce a far sua la sfera. Eccola la prima occasione pericolosa, il primo tiro verso la porta del Città di Sant'Agata al minuto 24. Costa si affida dietro a Salvatore Leo, errore da parte di Salvatore Leo, riconquista il pallone il Città di Sant'Agata. Intervento da parte di Salvatore Leo sull'attaccante dei padroni di casa. Per il direttore di gara non c'è nulla, chiedevano il calcio di rigore quelli del Città di Sant'Agata. È sembrata però corretta la decisione del direttore di gara in questo caso. La rimessa laterale per il Città di Messina affidata a Fragapane, che rasa Quintoni, prova il mancino in Ferrera, para centrale. È la prima occasione del Città di Messina al minuto 31. Torniamo però in cronaca, perché riesce a prendere il pallone di Sgro, che ci prova col mancino, tutto fermo però, che cerca in questo caso il pallone verso Privitera, che prova a mettere in mezzo. C'è la girata, clamoroso tentativo per il Città di Sant'Agata al minuto 42, l'occasione più pericolosa di questo primo tempo. Il pallone calciato da Isgro, la difesa del Città di Messina ancora una volta in avanti, il pallone in area di rigore, non c'è fuorigioco. Filistad mette in calcio d'angolo, viene atterrato in area di rigore un giocatore del Città di Sant'Agata, non c'è nulla però per l'arbitro. L'occasione, la proiezione offensiva era stata di un difensore, ancora il Città di Sant'Agata in avanti con questo calcio d'angolo, battuto con il secondo palo, Paterniti, miracolo, Città di Messina si salva sul colpo di testa del Sant'Agata. Invece un pallone messo in mezzo, viene scodellato però allontanato dalla difesa del Città di Messina. Poi rasa in qualche modo il tentativo ancora una volta dalla distanza da parte del solito Isgro, il più pericoloso dei suoi insieme a Bontempo in questa prima frazione. Paterniti però in parata centrale ha fatto sua la sfera, non c'è fallo su Silvestri per il direttore di gara. Allora il Sant'Agata si riporta in avanti, Filistad però anticipa l'intervento, qui lancia, è un suicidio quello del difensore dell'ex Taormina, che serve Mincica, il tentativo col mancino viene parato da Paterniti ancora una volta. C'è il fischio da parte del direttore di gara, Calcagno, scarica per Quintoni, ancora una volta il pallone viene messo dentro da Calcagno su Cardia, che cerca spazio per il mancino e la girata da parte del numero 10 però va sul fondo. Il tipo di problema per Inferrere, che adesso si incarica della rimessa dal fondo. Arriva il duplice fischio del direttore di gara, che manda le due squadre a riposo. È 0-0 al Ciccino Micale di Sant'Agata fra i padroni di casa del Città di Sant'Agata e il Città di Messina. Rientrano in campo le due formazioni. Siamo al secondo tempo di Città di Sant'Agata, Città di Messina. Ricordiamo il parziale di 0-0 fino a questo momento. Ci aspettavamo forse qualcosa di diverso nel Città di Messina, soprattutto dal punto di vista dei cambi in avanti. Come nel primo tempo sono lui e Calcagno i due possibili incaricati. Si allontana Quintoni, sarà Calcagno stavolta a mettere in mezzo, allora con il destro la sua traiettoria a rientrare. Parte Calcagno che cerca in mezzo un compagno, attenzione, forse c'è un tocco di mano da parte del difensore del Città di Sant'Agata, non ravvisato al direttore di gara. Allora i padroni di casa si riportano in avanti con questa ripartenza a sinistra, dove c'è Cardia che ha un po' di spazio. Ancora Cardia prova a rientrare con il destro, Cardia ci prova mandando però il pallone al lato. Ancora pericoloso Ciccio Cardia, come in finale di primo tempo. Ci ha provato il numero 10 di Mister Furnari, non trovando però sarà Damiano Lo Giudice ad affiancare Rasà in avanti per il Città di Messina. È l'esordio di Damiano Lo Giudice. Attenzione però, perché il Città di Sant'Agata sbaglia arriva Lo Giudice in regolare, Lo Giudice con il destro, parata di Ferrara, ancora Rasà, ci prova una volta ancora la difesa del Città di Sant'Agata. Clamorosa occasione per il Città di Messina al 59esimo.
ospiti. Il calcio d'angolo viene battuto corto da Calcagno, ancora una volta per lo giudice in area di rigore, ci prova con il mancino lo giudice e trova il gol dell'1-0. Il Città di Messina trova il vantaggio, siamo al minuto 60 ed è il neoentrato Damiano Lo Giudice a trovare il gol che vale l'1-0 per i suoi. È entrato da pochissimi minuti in campo Damiano Lo Giudice ed è riuscito alla seconda occasione a trafiggere in Ferrera. Il suo mancino ha lasciato di sasso l'estremo difensore delle Città di Sant'Agata e il Città di Messina si porta dunque in vantaggio. Sicuramente importante il contributo di Damiano Lo Giudice, serviva qualcosa lì davanti. Mister Furnari ha lanciato nella mischia Damiano Lo Giudice che ha portato in vantaggio il Città di Messina. C'è il calcio d'angolo per il Città di Messina. Sul punto di battuta Calcagno che cerca in area di rigore, il gol arriva Rosario Rasà e trova il 2-0 per il Città di Messina. Siamo al 74esimo e arriva il sesto gol stagionale di Rosario Rasà che si toglie la maglia, mostra il fisico, mostra i muscoli e questa la risposta di Rosario Rasà alle critiche che l'hanno accompagnato in questo inizio di stagione. Trova il gol del 2-0, un gol fondamentale per il Città di Messina. Mister Furnari però gli ha dato fiducia, l'ha messo in campo in una sfida così delicata e lui probabilmente con questo 2-0 è andato a metterci un'ipoteca importante. Entra Franco Lacorte, prende il pallone il Sant'Agata e supera il centrocampo, provano a riversarsi in avanti quelli del Sant'Agata sull'out di sinistra e poi viene messo dentro, bravissimo qui in chiusura Silvestri che riesce a mettere la palla in corner. Il tiro di Mincica con il destro, trova però la risposta centrale di Paterniti, era stata veloce qui l'azione del Città di Sant'Agata, lo scarico di Cicirello per Mincica. Ecco il cambio per Mister Furnari, esce Davide Leo ed entra con il numero 14 Francesco Di Stefano. A mettere il pallone in mezzo, prova la gittata lunga per evitare il pallone, finisce in area di rigore, deviato, entra in porta. Sarebbe stato il gol del 2-1 sigliato dal neoentrato, il numero 15. Sì, il direttore di gara allontana Bellinvia, l'ex mister del Città di Messina viene fatto accomodare fuori dal direttore di gara, forse per proteste. Una deviazione in avanti di Lacorte a cercare Di Stefano che prova a cercare spazio, il pallone arriva alla Corte che prova con il destro, ancora la Corte para in qualche modo in due tempi il portiere Scurria. Ci ha provato Franco Lacorte. Nel frattempo torniamo in cronaca, il Città di Sant'Agata che prova a proporsi in avanti, il mancino che sfiora il palo di Paterniti. Vicino al gol il Città di Sant'Agata con Cicirello. Salvo miracoli sportivi, porterà a casa i 3 punti e tornerà a Messina con il sorriso stampato in faccia. Grande prova quella di Costa, Francesco Di Stefano, e il fallo che forse va a decretare la vittoria delle Città di Messina. Arriva il triplice fischio del direttore di gara, il Città di Messina è la nuova capolista del campionato di eccellenza, complice il pareggio del Biancavilla contro lo Scordia, trova il primo posto in classifica. Le reti del neoarrivato Damiano Lo Giudice e di Rosario Rasà portano al comando del girone il Città di Messina. Arrivano i festeggiamenti a bordo campo e la vittoria di Mister Furnari che indovina ancora una volta il cambio decisivo per portare a casa i 3 punti nel primo tempo. Per doveri di cronaca diciamo che il Sant'Agata era stato sicuramente superiore alla Città di Messina. Nella seconda frazione però è entrata con un altro piglio la squadra di Mister Furnari e ha trovato il gol prima con Lo Giudice e poi con Rasà in 6 minuti. L'1-2 pazzesco delle Città di Messina ha portato alla vittoria, ha portato al primo posto in classifica il Città di Messina. E allora amici sportivi, amici della WeSport, il più cordiale saluto da Antonio Caravè. Ringraziamo Claudio Costanzo per le riprese di questo match, vi salutiamo e vi rimandiamo alla prossima settimana.